Abbiamo superato la prova dei 10 giorni dalle prime riaperture, dice il governatore Zaia, che annuncia anche il via libera a centri estivi e palestre. Resta il nodo protocolli di sicurezza, accordo con il Friuli per le visite ai congiunti. Presto riaperture dei centri per anziani, dove sarà possibile tornare a far visita ai propri parenti. L'annuncio dell'assessore Lanzarin. Una maxi donazione all'ULSS 3 Serenissima, tablet e un super assegno. Il direttore generale Dalben ringrazia e dice: questo significa fare comunità. La richiesta della CNA del Veneto è chiara: in vista delle riaperture le norme vanno semplificate, così è troppo complesso. Bisogna dichiarare lo stato di crisi per il trasporto pubblico veneziano, così i sindacati di categoria che hanno chiesto un tavolo anche in prefettura. Raptus in autostrada dopo un inseguimento a zig-zag. La Polstrada ha fermato un 32enne albanese che stava seminando il panico, ha provocato 3 incidenti. Sono iniziati i controlli dei volontari nei parchi mestrini per assicurarsi che tutti rispettino le disposizioni utilizzando guanti e mascherine. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. E dunque partiamo da quello che è un po' il risultato dei primi 10 giorni dalle prime riaperture. Secondo il governatore Zaia è una prova superata, e da qui la volontà di accelerare l'apertura anche di palestre e centri estivi tra gli 0 e i 14 anni già da lunedì 18. Sono ore decisive per capire quale sarà la cornice del governo per i protocolli di sicurezza. Sono passati 10 giorni e per cui volevo sottolineare questo aspetto, nel senso che se la preoccupazione era quella della reinfezione con l'apertura e quindi con la liberazione, fra virgolette, del 1.200.000 eventi di lunedì 4 maggio, ad oggi non abbiamo contezza e non abbiamo assolutamente nessun segnale di casi di piccoli focolai, microfocolai o quant'altro. La prova di 10 giorni sembra essere stata superata, un particolare non da poco, visto che il tema di queste ore è la riapertura dei negozi in sicurezza a partire da lunedì 18. Il punto è che si conosce il quando, ma non ancora il come. Tavoli tecnici si stanno susseguendo a tutti i livelli, da Roma a Venezia. Dal punto di vista operativo si aspetta un nuovo decreto del governo di tipo generale cui agganciare i provvedimenti regionali. La Regione in teoria, secondo quanto abbiamo parlato, dovrebbe poter presentare un'ordinanza dopo l'emissione del DPCM e più estensiva rispetto al DPCM, qualora lo creda e voglia farlo la Regione. Insomma, la stessa Regione è in attesa di capire le nuove mosse di Roma. Finora ci sono stati solo impegni. Zaia intanto ribadisce la via veneta. Noi siamo nelle condizioni di anticipare già che noi chiediamo l'apertura di molte attività, tra le quali, vabbè, è inutile che stia qui a ricordarvelo ancora, tutte le attività commerciali, ma immagino, spero che il DPCM già lo preveda. Tutto il tema dei bar e ristoranti, delle parrucchiere, quindi servizi alla persona, però noi chiediamo anche che sì, come Veneto chiederemo, e quindi sto parlando del futuro, chiederemo l'apertura dei centri sportivi, delle palestre e delle piscine. In mezzo c'è l'INAIL con i suoi protocolli di sicurezza. Anche qui bisognerà capire quali saranno i margini in capo alla Regione per superare possibili vincoli generali. Quelli che ci sono, ribadisce Zaia, sono impraticabili. Le linee guida dell'INAIL in alcuni contesti, in certi comparti, sono inapplicabili, o meglio, si applicano ma non si apre. Il tema della spiaggia è uno di questi, il tema dei ristoranti è un altro tema. Insomma, capite che sono linee guida molto prudenziali, probabilmente corrette per alcuni contesti nei quali non c'è il controllo, diciamo, di quello che sta accadendo, ma non per noi. E nella via veneta alla riapertura ci sono anche le strutture per l'infanzia, i GREST, i centri estivi dagli 0 ai 14 anni. La conferma è arrivata dallo stesso governatore, che sul punto si sta confrontando sempre con il governo. Siccome noi abbiamo già fatto le linee guida, infiliamo tutto nell'ordinanza e vedremo cosa il governo ci risponde. Quindi se passa, noi possiamo dire che la prossima settimana apriamo anche tutti i centri estivi, o meglio diamo la stura per partire con tutte queste iniziative, centri estivi, GREST, scuole paritarie o quello che è. Questa è la nostra operazione, questa ve la posso anticipare.
E dal 18 maggio si va verso la riapertura dei confini tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con la possibilità di fare visita ai congiunti per i residenti delle aree di confine. Questa è l'intenzione che Zaia con il collega Fedriga ha comunicato con una nota ai prefetti, e questo sulla base della curva epidemiologica in diminuzione in entrambe le regioni. E a breve verranno riaperti a nuovi ingressi anche i centri per anziani, dove sarà anche possibile tornare a far visita finalmente ai propri parenti. La riapertura prima nei centri con 0 contagi, il punto dell'assessore Emanuela Lanzarin. È tra i grandi temi della vicina fase 3, la riapertura dei centri per anziani con i nuovi ingressi. Sicuramente un occhio di riguardo ce l'avranno le strutture tra virgolette pulite, quelle che non hanno grosse problematiche all'interno, e poi per quanto riguarda le visite ai familiari. Abbiamo tantissime richieste per quanto riguarda le visite dei familiari, capiamo preoccupazione, angoscia e anche situazione un po' particolare. Le strutture sono molto preoccupate, quindi con loro vorremmo fare un percorso condiviso su questo. E poi c'è l'altro tema, quello a 2 settimane quasi dalla ripartenza delle prestazioni ordinarie della sanità veneta. L'avvio alla normalità pre-Covid ricomincia a prendere forma nelle visite ambulatoriali e gli esami da laboratorio come i prelievi, sebbene non siano mancate le criticità dei primi giorni, così dal punto dell'assessore regionale di reparto. Quindi avevamo le file al CUP piuttosto che ai centri prelievo, eccetera. Siamo anche stati, molto permissivi i primi giorni, cercando poi di dare le giuste informazioni. Mi dicono che le situazioni sono abbastanza rientrate, quindi ci sono le prenotazioni, tramite prenotazione, telefonate e quant'altro, e dovrebbero avere quasi riposizionato quasi tutte le visite specialistiche, quindi che erano state di fatto sospese. Quindi siamo a un buon punto, anche con l'aiuto dei medici di medicina che hanno riprogrammato, come sentivate l'altro giorno anche da Crisara, che era qui per la presentazione appunto dei nuovi device legati appunto a nuove metodologie per quanto riguarda la medicina di famiglia, hanno riprogrammato molte visite, la maggior parte, quindi mi dicono che la situazione stia andando abbastanza bene. Riaprono anche i Covid Hospital, è il caso nel veneziano dell'ospedale di Dolo, dove più di qualcuno temeva non sarebbe tornato a presidio ospedaliero normale, Alcuni sono già entrati con la rete del pronto soccorso emergenza-urgenza, gli ambulatori sono rientrati anche lì, quindi con le visite specialistiche che erano sospese, quelle a 30-60 giorni, e anche tutto il resto, quindi ci sono già l'attivazione di alcuni reparti in alcuni ospedali che erano chiusi, quindi anche lì stiamo ritornando, anche perché le terapie che si trovavano nei blocchi operatoi sono state tolte per permettere appunto il ritorno all'attività chirurgica. Tablet e un super assegno, nuova e generosa donazione all'ULSS 3. Vediamo. Sì, abbiamo cominciato ad usarli proprio così, per fare comunicare i parenti con i ricoverati. Ecco la dottoressa Chiara Berti, direttore dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. Racconta di quando i pazienti in terapia intensiva vedevano i loro familiari attraverso i tablet. E poi c'è il dottor Giuseppe Dalben, il direttore generale della ULSS 3. Ringrazia tutti gli operatori sanitari, compresi gli amministrativi e gli addetti alla portineria. Sapere di avere a fianco una comunità per noi è veramente un motivo di orgoglio e ci riempie ci sprona a continuare a lavorare nel miglior modo possibile. Dietro le mascherine i sorrisi di gratitudine anche per i 1200 che nella raccolta fondi nella sfida al coronavirus hanno totalizzato l'importo di oltre 250.000 euro. Fondi donati nei giorni scorsi agli ospedali di Treviso e Venezia dall'Istituto di Credito Centro Marca Banca e dall'omonima fondazione. Ecco il mega assegno versato all'azienda ospedaliera veneziana ed ecco a chi appartiene il cuore di tanta generosità. Associazioni di categoria, il mondo dell'impresa, il mondo dello sport, il mondo dello spettacolo, ma vorrei citare in particolar modo il mondo del volontariato, veramente molto attento a questa iniziativa. L'Istituto di Credito ha consegnato anche 10 tablet da mettere a disposizione dei reparti in cui, proprio a seguito dell'emergenza Covid-19, risultano oggi più che mai utilissimi. Considero un grande gesto da parte di questa banca che rappresenta un'intera comunità, perché la donazione è la donazione di una comunità che si stringe attorno ai propri ospedali, attorno ai propri servizi sanitari, ma soprattutto attorno a tutti quegli operatori che in questa fase di epidemia stanno lavorando per assicurare la massima tutela della salute alle persone.
Abbiamo sentito il presidente Zaia parlare del decreto rilancio. Oggi sono intervenuti gli stessi sottosegretari veneti che hanno aperto alle regole regionali per andare oltre l'INAIL. Dobbiamo trovare una convergenza, è il loro appello. Un'ulteriore fase di confronto, di discussione con le regioni che è in corso in queste ore, per fare in modo che quei protocolli possono anche in chiave regionale essere elaborati e verificati, garantendo le aperture che si è detto, ma garantendo anche la sicurezza e evitando il fatto che ci possano riaccendersi dei focolai. L'apertura del governo sulle aperture, giochi di parole a parte, sta nelle dichiarazioni di Andrea Martella, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri. I protocolli di sicurezza quindi potranno essere regionalizzati. Questa è la linea dell'esecutivo che spera in una convergenza. Quindi il confronto con le regioni è ancora aperto in queste ore. Alla fine si dovrà trovare un punto di caduta perché quei protocolli, che possono anche sembrare rigidi, siano elaborati anche in sede regionale per consentire una riapertura delle varie attività. Credo è iniziata una nuova fase di responsabilità comune da parte di tutti. E per una partita ancora aperta ce n'è un'altra chiusa dopo settimane di annunci e tensioni. È il decreto rilancio, 55 miliardi di aiuti per le famiglie e le imprese. Per queste ultime in particolare c'è il taglio dell'IRAP molto atteso a nord-est. È un intervento di forte respiro di liquidità per le imprese, peraltro chiesto esplicitamente dei rappresentanti del mondo d'impresa. Ci sono anche le risorse liberate per i comuni e il trasporto pubblico, altri due fronti che avevano visto i sindaci del Veneto mobilitati. Sono 3 miliardi e mezzo liquidi che verranno dati al più presto ai comuni e laddove dovessero servire il governo ritornerà sui propri passi. Ma oltre a questi 3 miliardi e mezzo c'è un fondo di 500 milioni tanto per il trasporto pubblico locale. E in vista della fase 2, semplificare è la parola d'ordine, a sostenerlo è la CNA del Veneto. Ci stiamo avvicinando alla fase 2, quella che dal 18 di maggio vedrà anche la riapertura di quelle aziende che sono rimaste chiuse. Ieri abbiamo visto nell'incontro con la Regione il manuale rispetto alle attività di sicurezza, questo manuale anche con le schede legate settore per settore, e quello che abbiamo detto noi è che vogliamo che ci sia una semplificazione dal punto di vista normativo e non ci devono essere conflitti di attribuzione. Le imprese che lunedì aprono devono sapere quali sono le regole semplici e chiare e che siano attuabili e semplici da utilizzare. La richiesta della CNA del Veneto è chiara. In vista delle riaperture, le norme vanno semplificate. In particolare per artigiani e PMI le novità su Ecobonus e Sisma Bonus che potrebbero rappresentare un importante volano per la ripresa. L'associazione degli artigiani chiede siano affrontate determinate questioni. Una è importante, quella relativa al rifinanziamento della cassa integrazione del Fondo di solidarietà bilaterale artigiana, che riguarda moltissime delle nostre imprese e dei lavoratori dell'artigianato. L'altra importante che noi riteniamo è quella relativa al fondo perduto per le aziende di piccole dimensioni, che può essere una boccata di ossigeno in questo momento di riapertura. Una questione di prospettiva invece di rilancio dei settori che abbiamo evidenziato anche nei nostri osservatori è quella relativa alla 110% dell'Ecobonus e Sisma Bonus. È una partita importante che potrebbe dare volano al tessuto produttivo della nostra regione e alle imprese che in questo comparto stanno investendo. Semplificare è la parola d'ordine. Bisogna dichiarare lo stato di crisi per il trasporto pubblico veneziano, così i sindacati di categoria che hanno chiesto un tavolo anche in prefettura. Crisi del trasporto pubblico di Venezia, e questa è la richiesta dei sindacati e rivolta alle istituzioni. Le condizioni gravi in cui vertono i trasporti a Venezia, sia per le condizioni di trasporto sia per le condizioni di sicurezza e di salute, ha spinto le organizzazioni sindacali a chiedere con lettera aperta un confronto a tutte le istituzioni, governo,
Regione e Comune e al prefetto di farsi garante di un incontro per risolvere i problemi. In attesa della risposta del prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, i dati di questa crisi con l'azzeramento del turismo a Venezia raccontano che il lockdown per l'azienda di trasporto pubblico locale ha visto la riduzione di oltre il 70% dei passeggeri trasportati, con il conseguente calo dei ricavi e di corse di vaporetti, con i gravi disagi lungo le isole, a cui si aggiunge la cassa integrazione per molti lavoratori CTV, eppure per gli autoferrotranvieri, altra categoria penalizzata con il blocco della circolazione dei treni. E si pensi all'interesse degli utenti e dei lavoratori, che hanno necessità da un lato di essere trasportati e dall'altro di vedere tutelata la salute e le condizioni di sicurezza. Siano aumentati i trasporti e le risorse ai trasporti. Si smetta di giocare con la salute dei cittadini e ci si assuma le responsabilità. La cronaca, raptus in autostrada, la Polstrada ha fermato un 32enne operaio edile albanese incensurato per aver seminato a bordo del suo furgone bianco il panico lungo l'autostrada A4 da Verona a Venezia. L'uomo ha prima speronato un'auto della stradale, poi nella sua folle corsa ha provocato 3 incidenti, uno dei quali ha coinvolto la vettura guidata da una mamma con a bordo 2 bambini di 8 e 10 anni ricoverata in ospedale ma non grave. Una pattuglia della Polizia Stradale di Verona ha iniziato l'inseguimento, poi si sono aggiunte le pattuglie di Vicenza e Padova che hanno tentato senza successo di rallentarne la folle corsa. Alla fine, poco dopo lo svincolo per Venezia, in A57, dopo aver travolto alcune auto, la corsa è giunta al termine. In evidente stato di alterazione, l'uomo ha tentato un'ulteriore violenza contro gli operatori di polizia, costretti a immobilizzarlo. I familiari hanno riferito agli inquirenti che l'individuo, che si occupa di riparazioni edili, da un po' di tempo manifestava segni di nervosismo. Per lui, oltre ai reati di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, potrebbe essere contestato quello di fuga a seguito di incidenti. Sono iniziati i controlli dei volontari nei parchi per fare in modo che tutti rispettino anche lì le disposizioni utilizzando guanti e mascherine. Con l'avvio della fase 2 iniziano anche i controlli di vigilanza nei principali parchi di Mestre. Associazioni di volontariato in collaborazione con il Comune si distribuiranno nelle aree verdi per controllare che tutti rispettino le regole. La mascherina, grazie. I volontari non scherzano e sono intenzionati a segnalare chiunque adotti comportamenti scorretti in questa fase di ripartenza. Abbiamo raccolto 20 volontari i quali faranno appunto una ronda, siamo osservatori del territorio e il Comune ci ha messo a disposizione un numero di telefono dove segnalare appunto le anomalie, soprattutto in questo momento di pandemia per quanto riguarda gli assembramenti delle persone. Noi siamo stati chiamati per far osservare queste disposizioni del governo, che nei parchi ci sia la distanza di sicurezza minimo 2 metri, le mascherine e i guanti. Se così non fosse, noi siamo costretti a chiamare la sala operativa che interverrà con una pattuglia e vedrà di risolvere il problema del caso. Il lavoro dei volontari è già iniziato con numerose segnalazioni. In questo periodo abbiamo segnalato veramente molte anomalie perché veramente nei parchi che noi abbiamo come giurisdizione, perciò via Manin, via Antonio da Mestre, la grande Villa Querini, via Einaudi e via Torre Belfredo sono veramente un ricettacolo di persone veramente sbandate. Ma non sono le uniche a impegnare i volontari, spesso bersaglio di offese. Con gran stupore noi abbiamo avuto una disavventura, fra virgolette, nel parco di Villa Querini, dove io personalmente ho educatamente richiamato una mamma dove faceva giocare il bimbo dentro i giochi del parco, nonostante fosse transennato. Io gli ho detto, guardi signora, che non si può, anche perché c'è un'ordinanza comunale, è per la sicurezza. Capisco che i bambini dopo 2 mesi di nei propri domicili hanno voglia di giocare, però se quella transennatura l'hanno messa magari perché il gioco è pericolante, questo bambino se va dentro si fa male, chi è che risponde?
non l'avessi mai detto. Questa signora ci ha inveito dietro con parolacce, con bestemmie e con quant'altro. Ci ha detto di controllare i tossici e di non controllare i bambini, e comunque ci ha fotografato e ci voleva anche denunciare, perché non abbiamo nulla da fare, siamo fannulloni, andiamo a rompere le scatole in giro. Ecco, questo qua è stato il primo impatto che abbiamo avuto con i cittadini. L'associazione benefica, nata circa 10 anni fa dopo un lutto, grazie all'energia di una mamma che, provata da un'immane tragedia, ha trovato la forza d'animo di reagire e dedicarsi gratuitamente ad aiutare chi ha più bisogno. Così vive il sorriso del figlio. Da una immane tragedia è nato un seme di speranza, grazie alla forza d'animo di Norina Vianello, mamma di Leonardo Angiolin, giovane diciottenne morto nell'ottobre 2010 a causa di un incidente stradale in moto. Norina ha voluto fondare l'associazione Un Sorriso per Leo, per fare del bene. Sono una mamma di Leonardo, di Leo. È successo perché Leo ha fatto un incidente qua al Lido ed è volato via, diciamo, nei cieli, io voglio dirlo così. È nato, io non sapevo, sinceramente, se devo essere sincera, non sapevo cosa fare, devo dire la verità, andargli dietro, volevo andare dietro, ma dopo ho pensato, ma perché tutto questo? Ma perché non aiutare qualcuno? Ma da sola non è che potevo fare, invece io sono circondata da tanta gente. Dal pranzo preparato per chi ha bisogno alla consegna della spesa e di vestiti, tutto donato gratuitamente a chi vive un momento di difficoltà. Un aiuto portato da un gruppo di signore nella concretezza quotidiana. Raccogliamo un po' diciamo i vestiti che la gente ci dà per poterli dare alle persone, a chi ha bisogno, e se conosciamo qualcuno che ha un bisogno gliele portiamo anche a casa, andiamo a prenderle, facciamo una cosa, non è che la facciamo tanto per farci vedere. Così rinasce la speranza. Sentivo che volevo dare a qualcuno qualcosa, ma in piccole cose, e praticamente col sorriso per Leo, io volevo che qualcuno sorridesse. Mi hanno aiutato, mi hanno messo dentro, mi hanno fatto fare questa associazione e per me è la vita. L'attore hollywoodiano Tom Cruise, influencer pro Veneto e in particolare pro Venezia. L'interprete di Mission Impossible vuole tornare in laguna per girare le scene previste per il 7° episodio della saga. La notizia arriva dai tabloid inglesi, in particolare il Sun. Il noto magazine ha infatti rivelato che Tom Cruise tornerà a Venezia dopo aver dovuto lasciarla nel febbraio scorso, lo ricorderete, all'inizio della crisi del Covid-19. La produzione si prepara a ripartire, potrebbe farlo nuovamente in Italia. Una fonte vicina alla star ha dichiarato che Tom si rifiuta di filmare altrove perché vuole riportare i suoi $milioni in una delle aree più colpite dal Covid per aiutarla a riprendersi. Allora l'auspicio è che torni presto qui a Venezia, che è pronta naturalmente ad accoglierlo. È tutto per questa sera, grazie per averci seguito. Io vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Prevale una certa variabilità sul nostro territorio a causa di correnti umide di passaggio. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 15 maggio. Sul Veneto il tempo risulterà spiccatamente instabile con cielo nuvoloso e piogge sparse ma frequenti su buona parte della nostra regione, fenomeni invece più intermittenti alternati a schiarite soleggiate vedete sul Rodigino e sul Veronese. Temperature minime tra i 12 e i 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 21 e 25 gradi. Poche novità sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo condizioni di maltempo, vedete, con precipitazioni piuttosto diffuse sulla regione e localmente potranno risultare anche di moderata intensità. Vediamo anche le temperature, le minime saranno fino ai 17 gradi, massime invece tra i 22 e i 24 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, avremo anche qui rovesci e temporali persistenti su tutto il territorio regionale. Temperature minime sui 12-13 gradi all'incirca, massime invece fino ai 24 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.